tra le montagne d'Italia, là dove la terra si fa aspra, dove il silenzio della neve incontra la fatica dell'uomo, nasce una delle pagine più profonde della nostra storia, quella degli Alpini. Il Corpo degli Alpini viene fondata nel 1872 con una missione precisa: difendere i confini montani del paese affidandoli a uomini cresciuti tra le montagne, capaci di conoscerne sentieri, clima e difficoltà. L'ideatore delle truppe alpine è stato il capitano Giuseppe Parucchetti, sostenendo che la difesa del territorio e dei valichi alpini doveva essere affidata alla gente di montagna. Fin da subito gli alpini diventano molto più di un corpo militare. Incarnano senso del dovere, attaccamento alla propria terra, coraggio silenzioso e fraternità. La loro storia si intreccia con quella d'Italia, dalle campagne militari di fine Ottocento alla Prima Guerra Mondiale, dove le penne nere scrivono pagine di sacrificio e valore sul fronte montano. Nel 1919 nasce l'Associazione Nazionale Alpini, con lo scopo di custodire questi valori, mantenere vivi i legami tra commilitoni e trasmettere alle nuove generazioni memoria, servizio e appartenenza. Nel 1926, a Forni di Sopra, nasce il gruppo Alpini dei Forni Savorniani, custode della memoria tra le proprie montagne. Il primo conflitto mondiale segnò duramente la Valle del Tagliamento. Dopo il crollo di Caporetto, l'intera area fu occupata dalle truppe austro-ungariche, vivendo un tragico anno di stenti e privazioni. Anche Forni di Sopra pagò un prezzo altissimo. Molti giovani, chiamati a combattere nelle trincee più dure, non fecero ritorno. Furono 70 i caduti fornesi, molti dei quali decorati al valor militare per il loro coraggio. Il loro ricordo resta vivo nel monumento ai caduti, sulla facciata dell'asilo comunale, eretto nel 1928, e nel bronzo delle campane delle chiesette di San Vito ad Andrazza e San Floriano a Cella, memoria perenne di un vuoto che ha segnato l'identità del paese. Sono figlio di Antoniaco Ermenegildo, classe 1897, che ha combattuto con la Giulia sul Monte Nero. L'hanno portato in Germania, fatto prigioniero, aveva 33 schegge nel corpo, non guarite, perché ogni tanto si aprivano anche quando ero ragazza io. Allora da Gemona, il treno arrivava fino a Gemona, è tornato a casa a piedi con la gamba dritta. Ci ha messo 3 giorni a arrivare a Gemona Forni sotto la pioggia battente. Arrivato a casa, sua madre, mia nonna, non l'ha riconosciuto. Ha dovuto bollire i suoi vestiti che erano pieno di pidocchi, è venuto a galla i pidocchi solo a galla. E così è stata la guerra. La guerra era così ci raccontava. Nel 1926, assieme a Gino Bianchi e altri reduci, ha fondato il primo gruppo Alpini di Forni di Sopra.
Sul cappello che noi portiamo c'è una... Dal gruppo di reduci della Prima Guerra Mondiale, promotori dell'iniziativa, spicca la figura di quello che sarà per lunghi anni l'animatore e primo capogruppo, Corarazzi Ginio Bianchi, classe 1894. Combattente della Prima Guerra Mondiale, ha seguito tutte le gloriose vicende del battaglion Tolmezzo, 8° Reggimento Alpini. Per le sue gesta, che hanno dell'incredibile, per ardimento ed efficacia bellica, è stato decorato con medaglia d'argento al valor militare. A guerra finita, Bianchi è ritornato alla vita dura e semplice delle sue montagne, che ha sempre intensamente amato. È stato guida alpina, guardia caccia e primo gestore del rifugio Giaf, legando al suo nome numerose ed impegnative vie in roccia assieme ai più forti scalatori dell'epoca, nonché alla realizzazione di numerosi sentieri tuttora praticati dai frequentatori della montagna fornese. È stato anche ideatore, sostenitore e realizzatore della cappellina eretta nei pressi del rifugio Giaf, dedicata alla Madonna delle Rocce, per ricordare ed onorare i caduti di tutte le guerre e della montagna. Mio nonno, Corarazzi Iginio, esattamente come me, era un uomo che amava completamente la natura e infatti lui ha sempre vissuto in alta montagna, ha aperto delle vie, è stato una guida alpina, ha costruito il rifugio Giaf, di cui mi ricordo un aneddoto. Lui dopo la costruzione ha iniziato con la gestione e dopo più o meno un anno e mezzo di gestione è arrivata in rifugio la prima moto. Secondo lui non si poteva avere una cosa motorizzata all'altezza del rifugio, pertanto guarda mio padre e dice: è ora di demolirlo e farne un altro molto più in alto. Per lui quello che era l'idea di essere un alpino è sempre stata la sua vita. Quindi i valori che hanno sempre portato gli alpini nel loro animo, lui li ha sempre interpretati nella sua vita quotidiana e li ha sempre portati a favore della comunità fornese. La tragedia della Seconda Guerra Mondiale ha segnato profondamente Forni di Sopra, che ha pagato un doloroso tributo in vite umane. Oltre 50 sono stati i caduti che hanno lasciato un segno profondo nella comunità. Il ricordo di quei giovani che non hanno fatto ritorno è rimasto nel tempo come monito e memoria collettiva, custodito con rispetto dalla popolazione, affinché il loro sacrificio non venga mai dimenticato. La Seconda Guerra Mondiale, e in particolare la tragica campagna di Russia, non è solo stata una ferita della storia, ma il momento in cui gli alpini e poi l'ANA hanno forgiato lo spirito solidale futuro. Da una sconfitta militare è nato un pilastro di valori che oggi definisce l'identità delle penne nere. Cammina, cammina, la casa è lontana, la morte è vicina e c'è una campana che suona.
Le vicende della Seconda Guerra Mondiale non possono prescindere dal ricordo di mio padre Giovanni, reduce di Russia. Però sono dei ricordi un po' particolari perché non sono ricordi diretti. Lui è andato in Russia nel luglio del 1942. Fra le poche cose che ricordava era il fatto che nello stesso battaglione, nella stessa compagnia del Tolmezzo, c'erano due Antoniacomi Giovanni. Antoniacomi Giovanni I e Antoniacomi Giovanni II. Avevano 10 giorni di differenza, nato uno il 17 novembre del 22 e uno il 27 novembre del 22, che era mio padre. Uno è tornato e uno no, ed era un suo secondo cugino, abitavano praticamente porta a porta. Credo che sia una cosa che non si dimentica mai, difatti lui non l'ha dimenticata ma mai raccontata, perché le vicende della Seconda Guerra Mondiale da mio padre le ho avute in minima parte, lui evitava assolutamente di raccontare. Non ha mai voluto sapere dell'Ana, il cappello chissà dove l'aveva lasciato in Russia, non aveva mai, diciamo, affrontato il discorso di iscriversi. Solo negli ultimi anni, lui è mancato nel 96, lo veniva a trovare il dottor Bucco, che nel frattempo era diventato capogruppo degli Alpini ed era suo comandante di plotone in Russia, quindi un legame che anche questo credo che non si scordi. E lì parlavano fra di loro, ricordando, presumo, anche le vicende della Russia, e qualche anno prima di morire ha detto a mio fratello di trovargli un cappello e si è iscritto. Si vede che così il dolore si era leggermente affievolito, e anche l'astio che c'era verso tutto quello che rappresentava, soprattutto le vicende della guerra, ovviamente, non tanto contro gli Alpini o contro l'Ana, però sono ricordi che bisogna rispettare e basta. Il sacrificio di Nikolaevka, 26 gennaio 1943, resta la data simbolo, la disperata battaglia per rompere l'accerchiamento e tornare a casa ha costato la perdita di oltre 40.000 uomini su circa 61.000 partiti. È iniziata la ritirata e per tutto gennaio praticamente quelli che si sono persi nella steppa, ci sono delle notizie che danno una data e una località, Nikolaevka, a seconda delle ultime notizie che abbiamo avuto di questi che allora si chiamavano dispersi. Il nostro maggiore Fioravante Bucco ha scritto un libretto che riassume la sua esperienza personale da 22enne al comando di un plotone di alpini, alcuni di essi fornesi, durante la campagna di Russia. Uno dei passaggi chiave del racconto recita così. Era il 26 gennaio, il termometro oscillava tra i 30 ed i 35 gradi sotto zero. Restare inermi in quella posizione significava la morte certa per assideramento. Nel tardo pomeriggio qualche cosa si mosse. I reparti della Tridentina, con l'appoggio degli ultimi semoventi tedeschi, irruppero ed ebbero ragione della nutrita resistenza russa ed occuparono saldamente il villaggio. Una
valanga umana si mosse al seguito dei primi reparti. Si insediò nelle isbe, evitando così di soccombere con una notte all'addiaccio. La mattina, consci di aver superato l'ultimo anello che chiudeva la sacca, si riprese il cammino verso l'Italia e verso la salvezza. E mentre il battaglione Tolmezzo, ritirato dal Don a riposo, era acquartierato in un bosco vicino a Saprina, io avevo la fortuna personalmente di abitare in una stanza, in una isba, dove c'erano due persone anziane, marito e moglie, che mi raccontavano un po' a gesti, un po' con qualche parola russa, che avevano i figli che combattevano dall'altra parte, cioè con l'esercito, e auguravano a me e anche ai loro figli di poter tornare. Passata la bufera della guerra, che aveva interrotto ogni attività sociale, il gruppo è stato ricostituito nel 1947. Ricominciare non è stato semplice, anche a causa della forte emigrazione dei fornesi, ma proprio nei momenti più difficili è emersa la forza autentica degli alpini, artefici della rinascita, due alpini reduci della campagna di Russia, Tiziano Cella Ticciu e Fiorino Antoniotti, che si susseguono nel ruolo di capogruppo rispettivamente nel 1947 e 1948. Questi hanno riunito i reduci della Seconda Guerra Mondiale fino a riportare la consistenza del gruppo sulle 60 unità. Nel 1949 è subentrato l'artigliere alpino Clerici Angelino Danta, che ha mantenuto l'incarico fino al 1963. Nel 1955 il fornese generale di Corpo d'Armata Ferdinando Antoniacomi, classe 1893, è stato eletto presidente della sezione Anacarnica, incarico che ha mantenuto per quasi 20 anni, lasciando un esempio di rettitudine morale e materiale e di profondo attaccamento alla patria. Antoniacomi si è arruolato volontario nel 1912. Ferito e mutilato durante un combattimento, è stato decorato con la medaglia d'argento al valor militare. La sua figura è ancora oggi ricordata nell'intitolazione di un'aula della scuola materna di Forni di Sopra. Un triste destino toccò al figlio Elio. Ha partecipato alle campagne di Albania e di Grecia e quindi a quella di Russia. Morì nel campo di Michiurinsk, lasciando la sua meravigliosa giovinezza, ma non certamente la memoria della sua breve ma eccezionale vita e del suo adamantino esempio. Nonostante la forte emigrazione dei fornesi dopo il periodo bellico, protrattasi fino agli anni 60, la consistenza del gruppo alpini rimase significativa. L'attività era caratterizzata annualmente dalle gare di sci, sia come partecipazione agonistica che nell'attività di supporto alla società sportiva fornese. Alcuni alpini fornesi sono stati arruolati nel gruppo sportivo degli alpini in Valle d'Aosta. In quegli anni non è mancata la partecipazione alle adunate nazionali nelle varie città. L'avvenimento principale dell'anno è stato però la Cena Scarpona, organizzata nel periodo invernale in concomitanza con il rientro stagionale in paese degli emigrati. Era l'occasione per ritrovare quella coesione sociale
messa a dura prova dalla necessità di trovare lavoro lontano dalle famiglie e dalla propria terra. Nel 1964 viene eletto capogruppo l'alpino Mario Perissutti, classe 1936, alpino della brigata Iulia dislocata a Cividale. Il corso Rocciatori, svolto durante il servizio militare, ha alimentato in Mario la passione per le crode, avvicinandolo, una volta congedato, al CAI e al soccorso alpino. In quel periodo si susseguono numerose attività sociali, talvolta svolte in collaborazione con le consorelle associazioni del CAI e del soccorso alpino e dei donatori di sangue, delle quali Mario è stato anche responsabile. Coton ha dato un contributo personale notevole alla vita del suo paese. È stato un vero pilastro delle associazioni e della vita sociale fornese per più generazioni. Un esempio per i volontari di ieri e di oggi che rimarrà nella storia. Quando c'era qualcosa bastava un fischio, una chiamata e si andava subito. E si aveva una bella... Sì, si andava d'accordo, ecco, tutti. E lui si è sempre dato da fare, poi è stato anche nella pesca, è stato un po' dappertutto, sai com'è, è come al presembal, no? Se lo mette un po' dappertutto, allora. Ma lui è sempre stato, aveva il cane anche, Ali si chiamava, un cane San Bernardo, che era per il soccorso, no? Allora, nei primi anni 60 è stato benedetto un nuovo gagliardetto e io ho fatto da madrina e sono stata orgogliosa. Gli alpini per me, cosa vuoi? È stata una bellissima esperienza che la tornerei a rifare con le ginocchia, ma non per il fatto di tornare più giovane, che è troppo comodo parlare così. Il 4 novembre 1966 una disastrosa alluvione ha colpito il paese, provocando gravi distruzioni e un lutto. Gli alpini sono stati in prima fila nel portare aiuto e soccorso alla popolazione. Sia quelli in congedo sia quelli in armi si sono prodigati tra fango e macerie con quello spirito di fraterna collaborazione che da sempre rappresenta una delle doti più autentiche degli alpini. Nell'inverno del 1972 una valanga caduta nei pressi della Forcella Scodavacca investì un reparto di artiglieria alpina del 3° Reggimento Gruppo Belluno della Iulia durante un'esercitazione. Risultò disperso l'artigliere alpino Antonio Del Nero. La popolazione fornese si strinse attorno ai commilitoni e ai familiari. Nei pressi del luogo della tragedia fu collocata una targa in ricordo del giovane artigliere alpino. Anni fa, il 6 maggio 1976, il terremoto ha colpito con inaudita forza il Friuli, causando quasi 1000 vittime. Anche fra gli alpini della Iulia si contano numerosi morti, fra i quali il giovane artigliere fornese Tullio D'Andrea. Nel 1976, quando il terremoto colpì duramente il Friuli, gli alpini della Iulia furono tra i primi a intervenire in soccorso della popolazione. Nei giorni successivi, circa 15.000 militari, sia in servizio sia in congedo, raggiunsero le zone devastate, distinguendosi per solidarietà, efficienza e straordinaria capacità organizzativa. In quei giorni, segnati da macerie, dolore e paura, l'esercito, tutte le forze armate e l'Italia intera seppero offrire presenza, forza e speranza. Con spirito di servizio, disciplina e profonda umanità,
contribuirono a rialzare il Friuli, restituendo fiducia e dignità a una terra ferita. Quell'impegno rappresenta ancora oggi una testimonianza viva di solidarietà, responsabilità e amore per la propria terra. Il terremoto segnò una svolta decisiva nella nascita della moderna protezione civile. In quell'occasione gli alpini, in armi e in congedo, assunsero un ruolo centrale, diventando un punto di riferimento per la solidarietà. Addio mia bella, addio che l'amata se ne va. A cavallo tra il 1976 e il 1977 viene eletto capogruppo il sottotenente Gianni Schiaolini. Nel 1978 gli succede il sergente Tito De Paoli, già in servizio nel battaglione alpini Tolmezzo. Siamo stati nominati, lui capogruppo e io segretario, nell'aprile del 78. Il periodo è stato contraddistinto da una buona attività, sia in campo sociale che in quello sportivo, che ha portato la consistenza numerica a 115 unità. È stata anche realizzata la sede sociale presso l'ex Latteria Sociale. Il gruppo ha iniziato a dare corso ad un sogno nel cassetto, ossia la realizzazione di un piccolo ma significativo parco delle rimembranze, per ricordare l'immane sacrificio che il Paese ha dovuto sostenere nel corso degli eventi bellici nella Seconda Guerra Mondiale. E comunque siamo arrivati a Roma col furgone di Mosè. Sabato eravamo a Roma per visitare la città, perché il sabato è destinato proprio alla visita della città della Dunata e all'incontro con gli amici, con le persone che hanno fatto la naia con noi. E io avevo 21 anni, per cui avevo voglia di vedere il più possibile. E subito sopra c'è Monte Mario, dove avevamo la sistemazione per la notte. Avevamo circa un chilometro e mezzo di cammino, e questo è stato veramente duro per loro, perché li avevo già stremati nel corso della giornata e quindi si sono trascinati per questi ultimi metri. Mi ricordo che il conte aveva anche tolto le scarpe. Allora sono queste cose che sono anche divertenti, però penso rappresentino un po' quel momento storico. Abbiamo detto andiamo per conto nostro, un giorno o l'altro arriveremo in Italia. Siamo passati in questa zona dove c'era stato un combattimento e abbiamo trovato un cavallo d'artiglieria che aveva anche i tiranti, gli mancava il canone, dopo aveva tutto, e una slitta con un cavallino cosacco, e c'era con me un tenente che si chiamava Radente. Io ho detto: Radente, tu prendi il cavallino con la slitta e io cerco di prendere il cavallo. Era un cavallone enorme, aveva una sella che sembrava una poltrona. Io ho riferito un braccio e avevo una mano sola e non sapevo come salire su questo cavallone, e fortunatamente ho trovato un rilievo e allora ho cercato di mettere vicino il cavallo, però sto cavallo capiva solo il tedesco e non gli dicevo poggia, non poggiava niente, e allora gli dicevo com'è, e loro veniva, era come maestrato, veniva avanti e dopo gli dicevo Zurich e il cavallo tornava indietro, e forza di com'era e Zurich l'ho affiancato a questo rilievo e finalmente sono riuscito a salire sopra. Mi sembrava di essere diventato un generale con questa sella, con una poltrona. Nel 1992 venne eletto capogruppo il maggiore Fioravante Bucco, classe 1921, reduce di Russia. Bucco, nominato sottotenente alla Scuola Militare Alpina di Aosta, fu assegnato al battaglione Tolmezzo dell'8° Reggimento Alpini. Nell'agosto 1942 partì per il fronte russo come comandante di plotone. Ferito durante la ritirata del Don, riuscì a uscire dalla sacca di Nikolaevka il 26 gennaio 1943 e rientrò in patria. Fu decorato con la medaglia di bronzo. Da capogruppo, il maggiore Bucco ha impostato da subito un programma ricco di iniziative,
serate storico-culturali e raduni di gruppo con varie presenze a Forni del coro e della fanfara della Brigata Iulia. Nel 1992 è stata organizzata la prima edizione della Giornata Alpina in Malga Tartoi, popolare evento che è mantenuto nel corso degli anni, e nel 2026 si terrà la 33esima edizione. Nello stesso anno il gruppo si è attivato per ricevere degnamente le spoglie del compaesano alpino Amelio Cappellari Sacco, caduto in Russia, sul fronte di Novokalitva, il 24 dicembre 1942. Così scrisse Bucco. Non tutte le salme purtroppo hanno avuto la fortuna del riconoscimento. Il nostro compaesano rappresenta in patria la schiera di quei 100.000 soldati che dalla campagna di Russia non hanno fatto ritorno e le loro spoglie giacciono chissà dove, senza la possibilità di ricevere un fiore. Il 15 ottobre 1995 è stato ricostituito il gruppo Alpini di Forni di Sotto. Oggi il gruppo è guidato da Francesco Polo. Io resto qui, addio. Io resto qui, addio. Qui bisogna che ricordiamo le truppe di uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Noi ricordiamo questi combattenti, ricordiamo coloro che hanno dato la vita per la patria. Io resto qui, addio. Il comune di Forni di Sopra detiene un importante primato nazionale, ricordato dal gruppo ANA e dalla comunità fornese in occasione del 90° anniversario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Secondo una ricerca storica, Forni di Sopra ebbe la più alta percentuale di decorati al valore in Italia, con 18 medaglie assegnate ad alpini e fanti fornesi. E allora vado con questo cavallone, vado giù per la discesa e dovevo attraversare una strada e io non ero di cavalleria e ho detto, sacramonto, qua con sto cavallo come faccio a attraversare il Cunetone, se non che mi viene vicino un vecchio russo e io ho immaginato, questo mi viene vicino per portarmi via il cavallo. Non lo dici, mi fa così, mi fa capire che non voleva portarmi via il cavallo. Mi prese il cavallo, me l'ho accompagnato lungo il fossato e dopo io caracolando ho raggiunto il mio reparto con il cavallo dei tedeschi. Buonasera. Queste sono le avventure della guerra. Dal 2000 il gruppo ANA è passato sotto la guida di Dante Comoretto. Con Dante l'attività del gruppo si intensificò. Oltre alla partecipazione alle adunate e alle commemorazioni dei caduti,
Le Penne Neri Fornesi divennero parte attiva dell'organizzazione e del supporto agli eventi sociali e turistici della valle. Nel 2004 il comune affidò agli alpini la gestione della casera di Malga Tartoi come presidio e punto di ristoro per gli escursionisti. Nel 2005 l'abolizione della leva obbligatoria segnò una svolta per gli alpini e per l'ANA, riducendo la presenza di giovani in servizio e in congedo. Il declino fu però contrastato dall'impegno sociale di protezione civile, che avvicinò molti soci aggregati, oggi risorsa preziosa per mantenere vivo lo spirito alpino. Ci sono delle foto con le varie pentole sull'ape con le quali si preparava la pasta, cosa che poi è rimasta, anche se in forma un po' diversa, fino ad oggi. Dante è una persona estremamente generosa. Nel 2020 Dante andò avanti, lasciando il ricordo di un uomo generoso, sempre disponibile e profondamente legato agli alpini, alla parrocchia, alle associazioni e alla comunità fornese. Alla scomparsa di Comoretto, la guida del gruppo passò a Lidio Dorigo Ghindal, alpino del battaglione Gemona della Brigata Iulia. Dal 2006 al 2010 Lidio è stato ideatore ed artefice, assieme ad amici volontari dell'ANA, allo straordinario recupero della Malga da Laip in Mudas, trasformandola da un rudere ad un presidio decoroso lungo il sentiero che porta a Malga Tragonia. E dopo, piano piano, la famiglia, chiamiamola così, è aumentata. Col contributo del sindaco abbiamo cominciato a metterla a posto e dopo tanti anni è saltato fuori qualcosa di bello. Soprattutto era la scampagnata che si faceva. Palot faceva la pasta e era tutto un ridere, tutto un raccontare, tutto raccontavano le sue storie. Era qualcosa di bello e adesso c'è tanta gente che passa da lì e tutto ha apprezzata questa malga. È stato l'anima, quello che praticamente ogni giorno coinvolgeva le persone per andare su e un pezzo alla volta è diventata veramente una grande opera della quale gli alpini di Forni possono e devono andare fieri. Comunque adesso li invito tutti i fornesi, i villeggianti e quelli amanti della montagna a fare una visita alla casera dell'Aip e a bere l'acqua che è veramente buona. Nel 2022, a 50 anni dalla morte dell'alpino Antonio Del Nero, il gruppo ANA di Forni ha deposto una targa ricordo presso il Cippo dei Caduti, vicino alla cappelletta del rifugio Giaff. L'anno si è concluso con la festa per i 90 anni di Anita Cella, presenza preziosa e positiva tra gli alpini. Nel 2023 il gruppo ha offerto la tessera sociale all'atleta Martin Corradazzi.
alpino e fondista del Centro Sportivo Esercito, che ha portato a Forni la prestigiosa Coppa Penne Nere. Il 2024 si è concluso con un immenso dolore per gli alpini e per tutta la comunità. Il 12 dicembre Lidio è improvvisamente andato avanti, lasciando un grande vuoto in paese. Uomo generoso e sempre disponibile, ha dedicato la sua vita alle associazioni e non è mai mancato dove c'era bisogno di collaborare. Il 18 gennaio 2025 le Penne Nere fornesi hanno eletto Elvio Antoniacomi quale nuovo capogruppo e segretario. È stato nominato sottotenente Scuola Militare Alpina di Aosta ed ha prestato servizio a Tarvisio nella Giulia. Il gruppo è così ripartito sull'esempio dei padri fondatori e di tutti i predecessori, con energia e motivazione, rinnovando il proprio impegno nella pulizia dei sentieri, nella partecipazione alle adunate, nella collaborazione con le associazioni fornesi. Nel 2025 il giovane fornese talento del biathlon Alex Perisutti, in forza al Centro Sportivo Esercito, è stato omaggiato dal gruppo ANA di Forni di Sopra con la tessera sociale. Nel febbraio è stato organizzato il campionato regionale di slalom gigante e predisposto l'intenso programma per celebrare al meglio questo importante anniversario, in occasione del quale il gruppo si è dotato di una nuova giacca sociale con il logo del centenario 1926-2026. Questo è il futuro. Continuare ad operare a favore della società, sia nelle piccole cose come viene fatto anche a Forni, collaborando con la parrocchia, col comune, con le associazioni, pulendo qualche sentiero, tenendo per quanto possibile in ordine la montagna e trasmettendo, diciamo, questo modo di fare anche alle persone che hanno piacere di aderire. Questo sarà il futuro, secondo me. Oggi, a 100 anni dalla fondazione, il gruppo Alpini di Forni di Sopra continua a essere presenza viva nella comunità. Non solo memoria del passato, ma testimonianza attuale di valori senza tempo, solidarietà, amicizia, responsabilità e amore per il territorio, fedeli a un'eredità morale che attraversa le generazioni. Sono orgogliosissima perché sono figlia di un alpino, moglie di un alpino, mamma di un alpino e genero alpino. E viva gli alpini! L'amministrazione comunale di Forni di Sopra è soprattutto in questo momento, ma da sempre, vicina a quello che sono gli alpini, il gruppo Alpini di Forni di Sopra, che quest'anno festeggiano il centenario, sapendo quello che gli alpini hanno dato nel passato, nel presente e quello che possono dare anche nel futuro. Tra queste montagne, a Forni di Sopra, gli alpini non sono solo un simbolo, sono una presenza, una memoria viva ed una promessa mantenuta da 100 anni.